Carmelina Mandracchia chiede la riconferma della lista Infapi Cambia Verso, delegata per la provincia di Agrigento. Come mai? Enpapi innanzitutto è un ente nazionale previdenza assistenza professione infermieristica e raccoglie tutti i contributi degli infermieri liberi professionisti in gestione separata e in gestione principale, e l'obiettivo dell'ente, essendo una cassa previdenziale privata, è quello di governare, di gestire in maniera oculata tutto il patrimonio che si forma in base ai contributi versati da questi infermieri. La riconferma della gestione 2024 scaturisce dal fatto che quando nel 2020 si è insediata questa amministrazione, ha trovato l'ente in fase di dissesto finanziario dovuta alla mala gestione della precedente amministrazione sino al 2020, tale da avere dalla Corte dei Conti un parere decisamente negativo per una gestione mal condotta, con un buco di bilancio di 112 milioni di euro, di cui 34 milioni di euro non più esigibili per decorrenza dei termini, oltre a scelte scellerate come quella di porsi in relazione con la famosa Ferragni. Durante questi 4 anni la gestione Luigi Baldini, insieme a tutti i componenti dell'ente, ha permesso di arrivare al 2023 con un bilancio considerato dalla Corte dei Conti in maniera positiva, e la Corte dei Conti reputa il governo Baldini efficace. A conferma della lista Cambiaverso e per migliorare ancora questi risultati, che sicuramente si può fare meglio, ma le condizioni pregresse non hanno permesso di guarire economicamente l'ente, l'hanno messa in buona salute. Quindi la continuità che si chiede per questa lista è dovuta proprio al fatto che si possono vanificare i risultati ottenuti, che non sono di poca rilevanza. Pertanto vi chiedo di confermare la lista Cambiaverso e di confermare la mia elezione, diciamo, continuando con questa amministrazione, mettendo in campo la mia esperienza al nord relativamente proprio alla gestione ospedale territorio e quindi la rivalutazione degli infermieri liberi professionisti. Per maggiori delucidazioni rispetto a cosa ha fatto l'amministrazione 2024 vi potete collegare al sito www.tutelainfermiere.it. Cliccando sull'immagine Carmelina Mandracchia potrete trovare una pagina dove viene dettagliatamente descritto e anche potete ascoltare dei video che sono esplicativi rispetto a quanto è stato fatto da Enpapi in questi ultimi 4 anni. Verrà inserita una chat all'interno del sito attraverso la quale potete porre delle domande e alle quali verranno date delle risposte.